Mister, è stato un bel regalo di compleanno intanto questa vittoria. Sì, sì, assolutamente. Sono molto contento per le ragazze e per tutti i ragazzi del mio staff. Io loro avevo chiesto un regalo di compleanno che, al di là della vittoria, era quello di vederle felici finalmente di nuovo al fine della partita, perché per me è molto importante vederle felici, vederle soddisfatte del lavoro che hanno fatto. Purtroppo nelle ultime settimane non eravamo riusciti a portarci via dal campo quella serenità, quella felicità che invece è importante per lavorare in settimana, però le ragazze sono state brave, determinate oggi e soprattutto l'hanno fatto per 90 minuti, quindi sono molto fiero di loro e diciamo, siamo molto contenti. Ecco. Ecco, il carattere si vede anche in una partita con un primo tempo con qualche difficoltà molto equilibrato, poi nel secondo invece è cambiato qualcosa. Sì, beh, innanzitutto giocavamo con una squadra forte, comunque il Cesena è una squadra forte, allenata molto bene dal loro allenatore e dallo staff, quindi faccio i complimenti a loro. Però detto questo, abbiamo comunque giocato 90 minuti nella loro metà campo, secondo me nel primo tempo avremmo dovuto muovere più velocemente la palla, invece a volte rallentando non riuscivamo a trovare le zone opposte, però poi comunque abbiamo fatto 90 minuti nella loro metà campo, determinate, abbiamo per assurdo creato meno di altre gare, dove abbiamo creato tanto e non abbiamo concretizzato, ma questo perché oggi c'era sicuramente una voglia diversa, una cattiveria agonistica diversa, che poi è quella che ti serve per fare i punti, e io sono molto, ripeto, molto contento, e questo secondo me deve essere un po' di nuovo il punto di partenza per guardare avanti, anche perché a noi serviva veramente ritrovarci. Abbiamo visto Merli segnare un gol importante e poi purtroppo dover lasciare il campo, quindi ti chiediamo qual è la situazione. Abbiamo visto anche sugli spalti tante ragazze che in questo momento sono fuori e che ovviamente erano in prima fila per le compagne. Sì, assolutamente, Cristina ha fatto un gol importantissimo, poi purtroppo ha sentito male, speriamo non sia nulla, anche perché per noi è una giocatrice molto molto importante, e chiaramente facciamole in bocca al lupo a lei e speriamo, ripeto, che non sia nulla. Però voglio anche spendere due parole per tutte quelle ragazze che attualmente sono ancora fuori, che non riescono a essere in campo con noi, e so quanto vorrebbero farlo. Io ripeto, questa vittoria di oggi io la voglio dedicare a loro, a tutte queste giocatrici che tutti i giorni si allenano per rientrare, e purtroppo magari sono chi più distante, chi più vicina, però non riescono a essere con noi, però siamo un grande gruppo e loro fanno parte di questo gruppo, e quindi la vittoria, ecco, è dedicata a loro, e la voglio dedicare anche a tutti i ragazzi che lavorano con me, perché so quanto cuore mettono quotidianamente nel lavoro, so quanto dispiaciuti erano per questi 15 giorni, per me sono importantissimi e senza di loro io non sarei nulla, e quindi dedico questa vittoria, ecco, anche a loro. Abbiamo giocato, l'hai detto tu poco fa, con Cesena, che è una squadra che viene geograficamente da un territorio che in questo momento è un po' in difficoltà, quindi fuori dal campo, fuori dalla partita, un in bocca al lupo. Sì, assolutamente, al di là dell'aspetto sportivo che in questo momento poi sicuramente conta meno, siamo molto vicini alla popolazione e facciamo un grande in bocca al lupo a tutti loro.